Tribuna per le elezioni amministrative, un cordiale saluto dalla sede RAI del Veneto. Domenica e lunedì 9 e 10 giugno in Veneto si tornerà a votare in 7 comuni per il turno di ballottaggio. Una delle città interessate al voto è San Donà di Piave, in provincia di Venezia, 41.000 abitanti, 33.000 gli elettori. Il primo turno aveva visto in lizza ben 17 liste a sostegno di 7 candidati sindaco. Dopo il primo turno si va alla sfida tra i primi due arrivati nel consenso delle urne, Andrea Cereser e Giansilvio Contarin. Cereser 47,4%, Contarin 30,9%, questi i dati percentuali. 9.884 i voti per Cereser, 6.440 per Contarin, la differenza dunque è di oltre 3.400 voti. Ricordiamo che al primo turno a San Donà aveva votato il 64,7% degli aventi diritto al voto. Dunque tribuna tra i candidati che hanno conquistato il turno di ballottaggio, ma oggi una sedia rimane vuota. È presente Andrea Cereser, candidato del Partito Democratico e di altre 3 liste civiche. Ha scelto invece di non partecipare al confronto Contarin, Giansilvio Contarin, candidato del Popolo della Libertà, della Lega Nord e di altre 3 liste civiche. Dunque Cereser da solo, non c'è confronto, ma cosa è successo? Avete litigato? No, non abbiamo litigato, anche se purtroppo in questi ultimi giorni i toni della campagna elettorale si sono spostati dal piano dei contenuti e delle proposte a quello un po' anche delle, come dire, offese personali o delle promesse irrealizzabili. Queste ultime, ad esempio, che parlano di riduzione o eliminazione delle tasse, si smontano facilmente dicendo che è difficile pensare che in 100 giorni, come promette il concorrente, si possano realizzare quelle cose che non hanno fatto in 1800. Sul piano personale sono stato tacciato di essere un mancato parroco di campagna dalla faccia pulita, di avere l'appoggio di alcune frange clericali, al tempo stesso di volere le moschee piuttosto che offese di questo tipo sul piano personale. Mi piacerebbe e mi sarebbe piaciuto invece tornare a parlare dei veri problemi di San Donà. Magari ci sarà occasione di chiarimento dopo il voto a questo punto. C'era la possibilità dopo il primo turno e prima del voto di ballottaggio di apparentamenti tra chi non era arrivato al ballottaggio, ma apparentamenti non ce ne sono stati. Ricordiamo che altre liste hanno ottenuto un buon numero di consensi, quelle collegate al candidato sindaco Gianni Corradini, 12,5%, e quella del Movimento 5 Stelle che faceva capo a Guido Salvestroni. Dunque nessuna richiesta, nessuna via libera per gli apparentamenti. Lei andrà al voto sostenuto dalle liste che erano già presenti al primo turno. Beh, la sera stessa del primo turno il candidato Corradini ha detto che con il risultato che aveva ottenuto un apparentamento non sarebbe stato necessario. Noi siamo partiti sin da gennaio a creare un programma migliorandolo con il contributo di decine e decine di cittadini, imprese, associazioni, e chiediamo di essere valutati in base alla bontà delle idee che abbiamo lì inserito. E ci siamo rivolti e continueremo a farlo a tutto l'elettorato di San Donà, che quindi se ci ha premiato al primo turno è perché ha riconosciuto sia la bontà delle proposte e anche la serietà delle persone che le hanno portate avanti. Gli elettori di Corradini e Salvestroni dunque sono degli interlocutori che volete toccare anche in questi giorni ultimi giorni di campagna elettorale? Sicuramente, e direi anche abbastanza naturalmente, perché buona parte delle idee inserite nel nostro programma sono comuni sia alla proposta che ha fatto Gianni Corradini, sia ai contenuti che sono presenti nel programma del Movimento 5 Stelle, ma anche delle altre liste, e quindi sia Marina Alfier sia anche Emiliano Salvador, con i quali abbiamo avuto dei rapporti e anche delle rassicurazioni sul fatto che le loro idee saranno portate avanti
anche al di fuori del Consiglio Comunale. Ricordavo che l'affluenza al voto nel primo turno era stata poco superiore al 64%, certo nel ballottaggio Cereser sarà importante vedere quanti cittadini a San Donà torneranno a votare. Sì, noi ci rivolgiamo sia a quelli che ci hanno dimostrato la propria fiducia al primo turno, sia all'elettorato dei candidati che sono rimasti esclusi dal ballottaggio, ma anche, e questa è una fetta importante, a quelli che non sono andati a votare, perché arrabbiati, perché disillusi, perché in qualche modo delusi da questa politica che invece deve riportare al centro del dibattito i temi che a noi stanno a cuore e che sono stati assenti in questi anni, la questione del lavoro, piuttosto che le emergenze sociali, quella della casa e quella alimentare. Ricordiamo che per 10 anni il sindaco di San Donà è stata Francesca Zaccariotto, attuale anche presidente della provincia di Venezia, esponente della Lega. Ora la scelta è tra Cereser e Contarin. Lei parte da un giudizio negativo, lei è stato in Consiglio Comunale, nel Consiglio Comunale uscente, da un giudizio negativo di questa amministrazione. Il giudizio è anche la conseguenza della scelta che ha fatto il sindaco ormai 4 anni fa di sedere contemporaneamente come sindaco e come presidente della provincia di Venezia, in un periodo difficile in cui tutti avrebbero dovuto moltiplicare gli sforzi per trovare delle soluzioni a delle problematiche che non sono semplici e di facile comprensione e che quindi hanno visto un impegno ridotto, che non potrà più essere. Abbiamo bisogno di un sindaco che sia a tempo pieno e che sia soprattutto nel territorio, fuori dal comune, per ascoltare, per incontrare e per cercare insieme delle vie di uscita. Questo è un po', diciamo, il limite che ha avuto questa amministrazione, compresa anche l'assenza di temi importanti come il lavoro, come la sicurezza, come la sanità dal dibattito in Consiglio. Ma lei cosa vuole cambiare? Quali sono le idee forti che ha proposto, che propone in questi giorni all'elettorato per voltare pagina a San Donà? Beh, c'è un aspetto di metodo. Io sono convinto che un comune da solo, un amministratore da solo non ce la possa fare, ma deve mettere in rete e in sinergia tutte le risorse presenti nel territorio, che sono le associazioni, a partire da quelle di categoria, che sono le imprese, che sono le associazioni di volontariato, piuttosto che quelle di attività culturali o di attività sportive. Solo mettendo insieme tutte queste risorse potremo venirne fuori. Un altro aspetto importante è che San Donà, che è il comune più importante del Veneto orientale, in qualche modo deve far da guida rispetto alle altre amministrazioni, ad esempio mettendo in rete servizi tra comuni e giocando quel ruolo importante all'interno della conferenza dei sindaci per individuare le possibilità di sviluppo economico nel nostro territorio. Abbiamo visto in questi anni, e la situazione anche attuale dell'economia e dei bilanci dello Stato lo conferma, che le risorse sono molto ridotte, ai comuni sono arrivati meno soldi, meno possibilità di investire, di intervenire da parte del governo centrale. È possibile con questa situazione, appunto anche lavorando nel consorziare i comuni, nel fare rete, risparmiare e allo stesso tempo non far decadere i servizi offerti alla cittadinanza? Più che possibile diventa una delle poche strade necessarie. Noi abbiamo studiato un modello che sta facendo scuola in Italia e che non è lontano da noi, riguarda la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese, dove sono partiti con un percorso che ha aggregato i servizi, i quali all'interno di 10 comuni per una popolazione di 100.000 abitanti non solo sono stati mantenuti ma anche migliorati con effetti positivi per le tasche dei cittadini ma anche per quelle delle imprese e quindi questa diventa una via essenziale. L'altro aspetto importante riguarda i finanziamenti europei che arrivano sui territori, sui comuni, ma che spesso tornano a Bruxelles non spesi perché non c'è una progettualità, che deve essere il momento di partenza di questo percorso. Ma un'area importante del Veneto orientale, come quella che ruota attorno a San Donà, rischia di essere spiazzata dalla città metropolitana che si costruirà attorno a Venezia? Io direi che questo costituisce un ulteriore buon motivo perché i comuni si mettano insieme. È una partita importante, il sandonatese insieme al portogruarese potranno giocarla a pieno diritto solo se sapranno in qualche modo creare sinergia tra di loro e questo è esattamente quello che abbiamo in mente di fare. Quali sono
nell'immediato, anche se probabilmente è difficile elencarle fin d'ora, le priorità, le cose da fare nei primi giorni qualora lei diventasse sindaco di San Donà? Beh, ci sono delle scelte che hanno anche un valore simbolico, ne cito una ad esempio, quella di liberalizzare i parcheggi attualmente riservati agli amministratori che sono sotto il municipio. Sicuramente per dare un segnale anche alla rivitalizzazione del centro, liberalizzare il parcheggio a pagamento nei giorni prefestivi e poi invece come intervento più importante quello di coinvolgere le associazioni di categoria attorno a un tavolo e durante l'estate diciamo, realizzare una sorta di piani per l'economia da presentare così per la Fiera del Rosario con alcune proposte che vadano nella direzione dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio. Si è parlato molto nelle precedenti tribune che hanno riguardato San Donà di Piave, sia per le liste sia per i candidati sindaco, di problemi collegati allo sviluppo, ma anche inevitabilmente alla cementificazione del territorio, a un equilibrio che deve essere recuperato con il verde, con l'ambiente, con l'area del fiume che attraversa la città. Ecco, su questo che indicazioni dà come candidato sindaco? Beh, noi poniamo il tema della limitazione al consumo di suolo perché da una parte ne abbiamo già sottratto abbastanza alla campagna, ci sono zone industriali ma anche zone residenziali, ad esempio del centro storico, che possono essere recuperate e devono essere recuperate e riconvertite prima di pensare a nuove sottrazioni. Noi pensiamo che l'ambiente, che l'agricoltura, che il fatto di essere vicini a un patrimonio dell'UNESCO come la Laguna di Venezia piuttosto che la costa siano una opportunità che deve essere coniugata con il tema della sostenibilità. Se così sarà fatto, come pensiamo di aver anche presentato insomma, dei progetti adeguati alle associazioni, sarà possibile ottenere uno sviluppo importante per il nostro comune, considerando che nelle prospettive future i temi su cui si invita a puntare sono quelli dell'agricoltura e del turismo. Noi abbiamo entrambi questi elementi e pensiamo di poterli utilizzare al meglio. La vita media si allunga, cresce il numero degli anziani, si può fare di più? Si può fare di più, intanto ammettendo che da qui ai prossimi decenni la situazione non potrà che evolvere in questo senso. Si aumenta la vita media delle persone, molte di queste arrivano attive anche all'età della pensione, quindi possono essere coinvolte in attività di volontariato attivo. Tutta la città si deve ripensare per una misura, diciamo per condizioni di vita che coinvolgono una popolazione più adulta e più matura e quindi necessariamente deve essere fatta una riflessione in questo senso. Già abbiamo attivato dei rapporti con le associazioni di volontariato che coinvolgono queste figure. Come dicevo prima, un comune non ce la può fare da solo, né le associazioni di volontariato ce la possono fare da solo. In sinergia sicuramente sì. Voglio tornare un momento alle polemiche di questi giorni. Lei è stato definito dai suoi avversari, che sfida al ballottaggio, un ostaggio dei vecchi politici integralisti e dei cattocomunisti. Insomma, hanno colpito il bersaglio. E il tentativo di etichettare le persone è stato presente in tutta la campagna elettorale e a questo noi abbiamo risposto invitando i cittadini a valutare le proposte, quindi il merito del nostro programma, i contenuti e la serietà delle persone che lo portano avanti. Crediamo di esserci riusciti almeno sino al primo turno, stante il risultato che abbiamo ottenuto e quindi piuttosto che rimanere e rispondere sul piano delle etichette preferiamo concentrarsi su quello dei contenuti. Sappiamo che con la nuova legge vengono tagliati i consiglieri che siederanno nella nuova assemblea, c'è una riduzione dei consiglieri che influirà anche sulla nuova squadra di governo che uscirà da queste elezioni. Lei ha già in mente come costruire questa squadra nel caso in cui vinca la sfida del ballottaggio? Sì, l'abbiamo in mente ed è anche il risultato di un accordo fatto con tutte le forze di coalizione, ad esempio in merito ai criteri con cui scegliere gli assessori, che significa parità di genere, assenza di conflitto di interessi e competenza. Abbiamo deciso di ridurre il numero degli assessori al di là di quello che prevede la legge e quindi ne avremo 6 e abbiamo deciso che entro 7 giorni dalle elezioni la squadra sarà presentata ai cittadini perché i temi da trattare sono tanti, i problemi da risolvere sono molti e non abbiamo intenzione di perdere più tempo di quanto non si sia già fatto.
Ci resta il tempo per un breve appello al voto, perché poi quello che conta, insomma, quale che sia il vincitore della sfida di San Donà, è che il maggior numero possibile di elettori, di cittadini partecipino, scelgano in modo consapevole chi li guiderà nei prossimi 5 anni. Beh, noi chiediamo intanto a tutti i cittadini di andare a votare o di tornare a votare, perché solo in questo modo si potrà dare pieno significato alla parola democrazia. Noi chiediamo di poter essere valutati in base alle proposte che abbiamo fatto, che abbiamo scritto, alla priorità per il lavoro, alla priorità per le relazioni con gli altri comuni e affrontare l'emergenza sociale che diventerà ancora più importante. Pensiamo di aver dato un segnale di serietà e di chiarezza. Intendiamo lavorare sin dal primo giorno in cui ci insedieremo, perché riteniamo che questa sia la necessità per San Donà e per questo vi chiediamo la fiducia e quindi il voto. Grazie ad Andrea Cereser, che è candidato sindaco di San Donà di Piave in questo voto del ballottaggio, e l'altro sfidante è Giansilvio Contarin. La tribuna si conclude qui. Ricordo che al primo turno la sfida che ha portato al ballottaggio si è conclusa con Andrea Cereser in vantaggio netto 47,4% rispetto a Giansilvio Contarin, che con le sue liste ha totalizzato il 30,9%. Ricordiamo inoltre che è intervenuto il solo candidato sindaco delle liste che fanno riferimento al Civiche e al Partito Democratico. Il candidato del centrodestra, Giansilvio Contarin, ha deciso di non partecipare al confronto. Si voterà domenica 9 giugno dalle 8 alle 22 e lunedì 10 giugno dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede, e nel tardo pomeriggio sapremo chi sarà il nuovo sindaco per i prossimi 5 anni della città di San Donà di Piave. È tutto, un cordiale saluto dalla sede RAI del Veneto.